Bastoncello. In una limpida mattina d'autunno il sole sorgeva sul bosco intricato, i tassi si stiracchiavano e sbadigliavano, gli scoiattoli si davano un gran d'affare in cerca di noci, quando nel cavo della vecchia quercia nodosa le foglie tremarono alla voce di nonna Nodo. Bastoncello, Bastoncello, non sei ancora sveglio? Voglio che tu vada a cercarmi dei funghi della nebbia e dei funghi rospo. Ma subito, subito? Rispose Bastoncello assonnato. Nonna Nodo irruppe nella stanza. Sì, proprio immediatamente, altrimenti non ci sarà niente da mangiare per cena. Va bene allora. Bastoncello calciò via la coperta di foglie secche. Su, Abigail, andiamo. Poi si vestì e prese il suo cappello che serviva da casa ad Abigail, la ragnetta magica. Nel metterselo fece cadere dal letto Abigail, che si svegliò di soprassalto. Che succede? Ma chi è che parla? Disse nonna Nodo. Ah, è quello schifoso ragno. I ragni non sono dei cuccioli, sono buoni solo nelle torte e nei budini. Non riuscirai mai a mettere me in un budino, Pensò Abigail, sentendosi al sicuro nel cappello di Bastoncello. Se le magie che faccio mi riuscissero, la tramuterei in mosca e la imprigionerei in una delle mie ragnatele. Sbrigati ora, disse nonna Nodo, e portami tanti funghi rospo, ma che siano ben ammuffiti, mi raccomando. Bastoncello girellò per ore fra gli alberi del bosco intricato, senza poter trovare un solo fungo rospo. Ai ai, nonna Nodo non sarà molto contenta di noi. Abigail si abbassò a parlargli dalla tesa del cappello. Beh, non possiamo mica tornare con le nostre 10 mani vuote. E così continuarono a cercare, ridendo e scherzando, mentre si addentravano sempre più profondamente nel bosco. All'improvviso si fermarono. Qualcuno in lontananza stava piangendo. Oh, senti! Esclamò Abigail. Qualcuno ha bisogno di aiuto. Sì, il pianto viene di là, disse Bastoncello. Sbrighiamoci, possiamo prendere questa scorciatoia attraverso la valle. Occhio! Gridò Abigail. Guarda quel cartello! All'imbocco della vallata c'era un cartello con su scritto: attenti agli alberi. Ma Bastoncello non riusciva a leggere l'ultima parola. Beh, ci toccherà passare dal ponte delle Campanule. Mentre Bastoncello correva attraverso il bosco verso il ponte delle Campanule, i singhiozzi si fecero più forti. Ma quando si fermò per riprendere fiato, il pianto cessò come per incanto. Forse lo abbiamo spaventato, Disse Abigail. Spero di no, rispose Bastoncello. Ehi, c'è qualcuno laggiù? Ma non ci fu risposta. Allora, c'è nessuno laggiù? Ripeté. Sì, io, e sono proprio nessuno. Rispose una voce. Perciò fate il piacere di lasciarmi in pace. Ma noi siamo corsi fin qui per aiutarti, disse Bastoncello avventurandosi sotto il ponte per vedere chi stava parlando. Una creatura dall'aspetto infelice sedeva imbronciata sulla sponda del fiume. Ciao, io mi chiamo Bastoncello. Che bel nome! Sospirò lo straniero. Io sono Ugo, Anche il tuo è un bel nome. il deprimente, malinconico Ugo. Così mi chiamano. Mi dispiace, disse Bastoncello, ma perché? Non c'è bisogno di un perché. Sospirò Ugo.
Da quando sono nato sono sempre stato triste. Non so cosa significhi essere felice. Ma se è così facile, esclamò Bastoncello, noi ti insegneremo, vero Abigaille? Si capisce. Ora faccio un salto dentro il cappello a cercare il mio libro degli incantesimi. E io intanto ti racconterò una barzelletta. E Bastoncello si sedette vicino a Ugo. Perché gli spazzacamini non ridono mai? Chiese. Ma Ugo la sapeva già. Perché sono sempre neri, Disse. la gente infatti mi chiama Ugo lo spazzacamino proprio per questo. E ricominciò a piangere. Abigaille comparve dalla porticina di casa sua, cioè dal cappello di Bastoncello. In una mano stringeva il libro degli incantesimi e in un'altra la sua bacchetta magica. Abigaille è un ragno magico, spiegò Bastoncello. Può realizzare tutti i desideri. Non è una bella cosa, Ugo? Pensa bene e dimmi cos'è che desideri veramente. Ci proverò, Sospirò Ugo. vorrei una torta di mele. E una torta di mele apparirà. Disse Abigaille sfogliando il libro degli incantesimi. Allora, vediamo, dunque, budini e torte. Ecco, torta di mele. E cominciò a saltellare avanti e indietro agitando la bacchetta magica. Cresta di gallo, pioggia sul tetto, ecco di mele un manicaretto. Ci fu un lampo e 1000 scintille di polvere blu scaturirono dal terreno. È riuscita? Tossì Abigaille sfregandosi gli occhi. Ma cos'è che mi è caduto in testa? Chiese Ugo strofinandosi un bernoccolo. Oh no! Stupida Abigaille, ridacchiò Bastoncello, dovevi far apparire un manicaretto e non un colletto. Ugo stava di nuovo per scoppiare in lacrime e allora Bastoncello gli disse: Forza Ugo, esprimi un altro desiderio. Ugo dette un'occhiata ai suoi vestiti stracciati. Va bene, vorrei un pantalone ben rifinito e una camicia con le gale. Abigaille cercò e cercò e trovò l'incantesimo. Fiore fiorito, gatto scappato, olio condito, camicia, gale, pantalon rifinito. Questa volta il lampo blu fu ancora più blu, ma prima che la polvere si diradasse, Ugo si guardò nel fiume e strillò: Oh no, ho sbagliato di nuovo tutto, non sarò mai felice. E scappò via a nascondersi nei boschi. Abigaille, ma che è successo? Chiese Bastoncello quando la polvere magica si fu posata al suolo. Non l'hai mica fatto svanire, no? Abigaille dette un'occhiata al suo libro. Oh, povera me, devo proprio mettermi gli occhiali. Invece di un pantalone ben rifinito e di una camicia a gale. Beh, cosa gli hai dato? Un vestito fiorito e un vecchio stivale. Logico allora che sia scappato, disse Bastoncello. Vieni su, dobbiamo cercarlo. E Bastoncello e Abigaille si affrettarono dietro le orme di Ugo per tutto il bosco intricato. Le impronte portavano a destra, verso la valle in cui c'era il cartello ammonitore. Si fermarono e cercarono di leggerlo nuovamente, ma ad un tratto udirono delle urla provenire dalla vallata. Oh, vi prego, no!
Basta! È Ugo e sembra essere in serio pericolo, presto! Mentre correvano le grida si facevano più forti, ma quando Bastoncello e Abigail trovarono Ugo non potevano credere ai propri occhi. Si rotolava al suolo mentre i rami degli alberi lo solleticavano. Basta! Ora capisco cosa voleva dire il cartello, gridò Bastoncello. Attenti agli alberi solletichini! Finalmente gli alberi la smisero di solleticare Ugo, che riprese fiato e si asciugò le lacrime. Perché ridete così? Chiese. Gli alberi hanno fatto il solletico anche a voi? No! È il tuo vestito fiorito! Sei così buffo! Rise Bastoncello senza riuscire a frenarsi. E io sono così felice, Disse Ugo. per la prima volta in vita mia ho imparato a ridere e devo ringraziare voi, ma la prego, signorina Abigail, mi tolga di dosso questo ridicolo vestito. Ma certo, e questa volta niente sbagli. Latte di fico, polvere d'uovo, che Ugo torni normale di nuovo. Quando la polvere blu si diradò, Ugo era come prima, solo che sorrideva. In quel momento Bastoncello sentì dei colpetti su una spalla. Uno degli alberi del solletico cercava di attrarre la sua attenzione. Il ramo indicava un punto vicino ai piedi di Bastoncello e proprio là, su un letto di muschio, c'erano tantissimi funghi rospo e altri funghi ancora. Ugo e Bastoncello raccolsero 20 funghi rospo e altrettanti funghi ben ammuffiti e li portarono a casa da nonna Nodo. La sera mangiarono pane tostato con funghi rospo ammuffiti. Tutti trovarono la cena squisita. Ugo disse che era il finale perfetto di una perfetta giornata. Vedete, non solo ho trovato la felicità, Disse schioccando un bacione a nonna Nodo. ma ho trovato anche 3 buoni amici. Il ragazzo che gridava al lupo. C'era una volta un pastorello che badava alle pecore per tutti gli abitanti del villaggio. A volte si divertiva sulle colline e allora il tempo passava in fretta, ma certi giorni si annoiava terribilmente. Non c'era niente da fare, salvo stare a guardare le pecore che brucavano l'erba dal mattino alla sera. Così, un giorno decise di divertirsi un po' e salì in cima a un'altura che guardava sul villaggio. «Al lupo! Al lupo!» gridò con quanto fiato aveva in gola. «Il lupo sta divorando il gregge!» Non appena gli abitanti del villaggio udirono il pastorello, si precipitarono fuori dalle case su per la collina per dargli una mano a cacciare il lupo, e invece lo trovarono che si stava sbellicando dalle risate. Naturalmente erano furibondi quando tornarono a casa, mentre il ragazzo riprendeva a curare il gregge, sghignazzando. Una settimana dopo, il ragazzo, che si stava di nuovo annoiando, salì ancora in cima all'altura e gridò: «Al lupo! Al lupo! Il lupo sta divorando il gregge!» Ancora una volta gli abitanti del villaggio si precipitarono in suo aiuto e ancora una volta lo trovarono che rideva delle loro facce arrossate e si arrabbiarono molto, ma non poterono far altro che sgridarlo. 3 settimane più tardi il ragazzo giocò loro lo stesso tiro.
e di nuovo un mese dopo, e poi ancora e ancora. Al lupo! Al lupo! Gridava sempre. Il lupo sta divorando il gregge! E ogni volta gli abitanti del villaggio si precipitavano su per la collina ad aiutarlo, e ogni volta trovavano il pastorello che si teneva la pancia dal gran ridere per lo scherzetto che aveva giocato loro. Ma una brutta sera d'inverno, mentre il ragazzo stava radunando le pecore per condurle all'ovile, un vero lupo cominciò ad aggirarsi tra di loro. Il pastorello era terrorizzato. Il lupo appariva enorme alla flebile luce del crepuscolo e lui aveva solo il suo bastone per difendersi. Corse sull'altura gridando: «Al lupo! Al lupo! Il lupo sta divorando il gregge!» Ma questa volta nessuno venne ad aiutarlo, perché nessuno crede a un bugiardo, nemmeno quando dice la verità. «Ci ha fatto questo scherzo una volta di troppo», dissero gli abitanti del villaggio. «Se c'è davvero un lupo, lasciamo pure che si mangi il ragazzo». E così fu. Tamburino e lo zingaro. Era quasi buio quando una sera in Irlanda Tamburino veniva trasportato alla sua nuova casa da Tom e Lucy, che avevano un galoppatoio. Il box dove il puledro era rinchiuso dietro la macchina cominciò a ondeggiare paurosamente e Tom dovette fermarsi sul bordo della strada. Quando aprì la porta del box per calmare il puledro, Tamburino improvvisamente balzò fuori e filò via nel buio. Lucy voleva andargli dietro, ma Tom disse: «Non riusciremo ad acchiapparlo ora, torneremo domani». E continuarono per la loro strada, lasciando il cavallino solo nella notte. Da principio Tamburino aveva pensato solo a fuggire dalla sua prigione, perciò galoppava rumorosamente lungo la strada accidentata, ma poi rallentò al piccolo trotto. Si sentiva sperduto e rimpiangeva la sua stalla calda. Trovato riparo contro una siepe, si addormentò. Era ancora lì quando la mattina dopo Billy passò per andare a scuola. Billy era un ragazzo zingaro, dai capelli corvini, riccioluti e dagli occhi nerissimi e scintillanti. Se c'era una cosa che amava, erano proprio i cavalli. Suo padre non li allevava più, ma lui portava nel sangue l'antico amore degli zingari per i cavalli. «Ciao, puledrino», sussurrò carezzando Tamburino. «Diventeremo amici, noi due». Il cavallino sentì che si poteva fidare del ragazzo. Ma che freddo faceva. «Poverino», disse Billy, «sarà meglio che ti porti a casa dalla nonna». E rifece il cammino, seguito da Tamburino. L'accampamento degli zingari era in un campo vicino alla strada principale, pieno di macchine e autocarri sgangherati, ma un carrozzone di legno dipinto spiccava in mezzo a loro come un fiore. Billy andò alla porta e bussò. La nonna gli aprì. «Cosa ti porti dietro?» chiese scrutando il puledrino. «L'ho trovato vicino a una siepe, ha freddo e ho pensato che forse tu lo potresti aiutare». La vecchia donna entrò nel carrozzone e tornò con un flacone di medicina dall'odore poco gradevole. «È la mia ricetta speciale». Ne versò un po' nella gola del cavallino, che si sentì subito infiammato di calore. Poi gli preparò una lettiera con una pila di sacchi e di vecchie coperte. «Fra un po' starai benissimo», disse la vecchia zingara. Billy si sistemò lì vicino per stare accanto a Tamburino finché non fosse guarito. Stava ancora lì seduto quando apparve suo padre. «Che ci fa qui questo cavallo?» gridò. «Porta via subito quell'animale. Rubare cavalli è un reato, non lo sai?» «Ma io non l'ho rubato, l'ho trovato». «In questo caso faresti meglio a portarlo al commissariato del paese. Loro sapranno cosa devono fare finché il padrone non si farà vivo. Così forse, se non lo cerca nessuno, la polizia me lo lascerà tenere». «Puoi toglierti quest'idea dalla testa», sbottò il babbo. «Non c'è posto qui per i cavalli». E se ne andò. «Billy!» chiamò la nonna dalla porta del suo carrozzone. «Vieni qui!»
ti voglio far vedere una cosa. Tirò fuori un pacco da un vecchio cassettone intagliato, lo svolse lentamente e mostrò al nipote le più belle briglie che egli avesse mai visto. Appartenevano al tuo bisnonno, mio padre, disse. Aveva 40 cavalli e queste briglie le aveva fatte fare per il suo favorito. Sono speciali. Conservali bene e vedrai che ti porteranno fortuna. Billy non trovava le parole per ringraziarla. Uscì e provò le briglie su Tamburino. Sono perfette. Poi sospirò. Ma fra qualche ora non ti avrò più con me. Tamburino aveva capito che era ora di andare. Si chinò permettendo a Billy di montarlo e trottò fuori dall'accampamento. Col piccolo zingaro in groppa, Tamburino era pronto ad andare dovunque. Infilarono un sentiero che attraversava il campo di Erica Rossa e conduceva al paese e al posto di polizia. Tamburino prese gusto alla passeggiata e corse via veloce. Billy sulla sua schiena era leggero come una piuma. Galopparono su per la collina verso un muro di pietra. Tamburino adorava saltare. Rallentò e si preparò al balzo. «Forza, via!» gridò Billy. Ma dall'altra parte del muro non c'erano altro che le pareti scoscese di una vecchia cava allagata. Tamburino fu preso dal panico. Il terreno gli franò sotto i piedi e lui cominciò a sdrucciolare verso l'acqua. Billy saltò giù, ma Tamburino piombò nell'acqua con un terribile splash. Affogherà di sicuro, pensò Billy, l'acqua è così profonda. Ma Tamburino riuscì ad arrampicarsi su una sporgenza della pozza. Billy si lasciò scivolare e strisciò lungo la parete della cava finché riuscì ad afferrare le briglie di Tamburino. «Piano, bello, piano», sussurrò. «Stai calmo, va tutto bene. Ora ci aiuteranno». Ma Billy si ingannava. Nessuno arrivò in loro aiuto. Stette seduto là per ore con la testa del puledrino sulle ginocchia. Gridò e gridò fino a non avere più voce. La luce del giorno cominciava ad affievolirsi. A un tratto sopra la sua testa udì un cane che abbaiava. Poi vide un grosso labrador nero in cima alla cava. Billy chiamò: «Vai dal tuo padrone, portalo qui! Portalo qui!» Il cane corse via e pochi minuti dopo era di ritorno con il suo padrone. «Ti tireremo fuori in un attimo, figliolo!» gridò l'uomo guardando giù verso il ragazzo e il suo cavallo. «Sta tranquillo!» Mezz'ora dopo un elicottero da salvataggio ruotava sulle loro teste. Uno dei membri dell'equipaggio si calò giù con in mano una speciale imbragatura che, aiutato da Billy, collocò intorno a Tamburino. Il cavallino stupefatto non riusciva a capire cosa stesse succedendo e non staccava gli occhi dal suo giovane amico. Non avrebbero mica salvato lui e lasciato Billy laggiù. Lo tirarono su, sempre più su, fino a che lo abbassarono nuovamente al suolo, lontano dalla cava. Billy non aveva bisogno di aiuto. Risalì velocemente le pareti della cava e corse a vedere se Tamburino fosse in salvo. La polizia, il babbo di Billy, Tom e Lucy erano tutti venuti incontro al ragazzo e, per festeggiare il salvataggio, ci furono tazze di cioccolata calda e biscotti per Billy e un delizioso pasto di avena per Tamburino. «Lo stavo portando al posto di polizia quando siamo caduti nella cava», raccontò Billy. «Si chiama Tamburino», disse Lucy, «e potrai venire a trovarlo quando vuoi». E così Billy passò ogni fine settimana e ogni giorno di vacanza al galoppatoio di Tom e Lucy. Un sacco di ragazzi cavalcarono Tamburino, ma lui indossava le briglie zingare solo quando Billy era con lui. E questa non fu certo l'ultima avventura che vissero insieme. Raperonzolo. Tanto
Tanto tempo fa, in una terra solitaria e infida, vivevano un buon uomo e sua moglie. Desideravano ardentemente di avere un figlio e lo aspettavano pazienti, un anno dopo l'altro. E un bel giorno la donna seppe che avrebbe avuto un bambino. Questa coppia viveva accanto a un bellissimo giardino, circondato da un alto muro. Il giardino apparteneva a una strega crudele e nessuno aveva mai osato avvicinarsi per timore di qualche maledizione. Una finestrina, situata sul retro della casa della coppia, guardava proprio su quel giardino e la donna spesso si affacciava ad ammirare le meraviglie che la strega coltivava: fiori, alberi ed erbe dai magici poteri. Un giorno la donna si ammalò, dovette stare a letto e perse l'appetito. Il marito le portava sempre buone cose, ma lei non le assaggiava nemmeno. «Ti prego», insisteva lui, «dimmi cosa ti posso portare. Ci deve pur essere qualcosa che ti faccia bene». «Portami le cime dei raperonzoli che crescono nel giardino della strega», sussurrò lei. «So che mi faranno bene». Il marito era spaventatissimo, ma avrebbe fatto qualsiasi cosa pur di aiutarla. «La vecchia strega non mi farà del male», diceva per farsi coraggio. Attese il calare della notte e poi scavalcò il muro di cinta del giardino della strega. Col cuore che gli batteva si guardò attorno. Non c'era nessuno. Trovò i raperonzoli, tagliò qualche cimetta e corse a casa. La moglie si sentì molto meglio non appena ebbe mangiato l'erba, ma il giorno dopo ne desiderò ancora. «Ti prego», implorò il marito, «se non mi porti dell'altro raperonzolo morirò». E così, a notte fonda, il marito scalò nuovamente il muro del giardino della strega. Stava giusto cogliendo l'erba quando apparve la strega. «Ladro!» gracchiò. «La maledizione ti colga! Come osi entrare nel mio giardino a rubare le mie piante?» «Oh, ti prego», implorò l'uomo, «mia moglie è molto malata e morirà se non le porto un po' di quest'erba». «Bene, bene, puoi prendere l'erba», sbottò la strega, «ma ad una condizione. Come pagamento del raperonzolo mi darai il tuo primo figlio nato». Il marito era così disperato che acconsentì e tornò di corsa da sua moglie. Pochi mesi dopo la coppia ebbe una figlia e il giorno stesso della sua nascita apparve la strega. La coppia la pregò di non essere così crudele, ma la strega non li ascoltava nemmeno. «Chiamerò la bambina Raperonzolo!» rise sfacciatamente, avvolse la neonata nel suo mantello e la portò via. Raperonzolo crebbe e divenne una bambina molto bella. I suoi occhi erano del colore delle violette e aveva lunghissimi capelli sottili come l'oro filato che avvolgeva in una treccia pesante. Quando Raperonzolo ebbe 12 anni, la strega la portò in una foresta profonda e la rinchiuse in un'alta torre. Non c'erano né porte né scale, solo una finestrella nella camera più in alto. Raperonzolo, così segregata, venne dimenticata da tutti. L'unica persona che vedeva era la strega che le portava il cibo ogni giorno. Si fermava ai piedi della torre e chiamava: «Raperonzolo! Raperonzolo! Butta giù la tua treccia!» E Raperonzolo snodava la treccia e la buttava giù alla strega, che ci si arrampicava come se fosse una corda. Un giorno un principe, mentre cavalcava nella foresta, perse la strada e, arrivato sotto la torre di Raperonzolo, la sentì cantare come faceva spesso per tenersi compagnia. Il principe, che non aveva mai udito una voce così pura e così dolce, fermò il cavallo e rimase immobile ad ascoltare. Cercò con gli occhi la porta della torre, ma non trovandone alcuna, galoppò via. Ma il giorno dopo ritornò, e poi ogni giorno ancora. Era rimasto affascinato dal canto e determinato a scoprire chi cantava. Un giorno, mentre il principe stava ascoltando,
arrivò la strega. Egli si nascose dietro un albero a guardare cosa succedeva. «Raperonzolo, Raperonzolo, butta giù la tua treccia!» intimò la strega. Ed ecco, dall'alta finestra della torre apparire una bionda treccia e la strega lesta arrampicarvisi sopra e sparire dentro la torre. «Allora è così che devo fare per poter vedere la cantatrice», pensò il principe. Quella sera egli ritornò alla torre. «Raperonzolo, Raperonzolo, butta giù la tua treccia!» gridò. Ci fu un fruscio soave e la treccia dorata venne giù lungo il muro fino a lui. Il principe si arrampicò lesto lesto e scavalcò la finestrella entrando nella torre. Raperonzolo non aveva mai visto un uomo prima di allora. Si spaventò e indietreggiò. «Chi siete?» ansimò. «Non temere», disse dolcemente il principe, che si era innamorato di lei a prima vista, prendendole le mani. «Dovevo scoprire chi cantava così suavemente», e gli raccontò come fosse venuto ad ascoltarla ogni giorno. Piano piano a Raperonzolo passò la paura. «Sposami e lascia questa orribile prigione», la pregò. Il principe era giovane e bello e piacque subito a Raperonzolo. «Verrei volentieri con te», disse, «ma come farò per uscire dalla torre? Tu puoi scendere lungo i miei capelli, ma io...» Pensò un momento e poi aggiunse: «Vieni a trovarmi ogni sera e ogni volta portami un mazzo di fili di seta. Li intreccerò e farò una grossa corda. Quando sarà finita potremo scendere entrambi e fuggire insieme». E così il principe andò ogni sera a trovare Raperonzolo e ogni giorno essa intrecciava i fili che lui le portava. La strega non si accorse di nulla, ma Raperonzolo era così innamorata che non riusciva a pensare ad altro che al principe. Fu così che un giorno, dopo che la strega si era arrampicata dentro la torre, Raperonzolo disse: «Lo sai che tu sei molto più pesante da tirar su che il principe?» «Ragazza malvagia!» strillò la strega. «Pensavo di averti imprigionato a dovere, ma invece mi hai ingannata!» Prese un enorme paio di forbici e afferrò i capelli di Raperonzolo. Le forbici lampeggiarono e recisero la treccia che cadde a terra in un rotolo dorato. «Ora, signorina ingrata, vedremo come te la caverai senza di me!» strillò la strega. Volò insieme a Raperonzolo fino a una vallata solitaria e l'abbandonò lì, sola e infelice. Poi, più tardi, al cader della notte, la strega tornò alla torre per aspettare il principe. Dopo un po' lo udì chiamare: «Raperonzolo, Raperonzolo, getta giù la tua treccia!» Allora legò la treccia di Raperonzolo a una pesante sedia sotto la finestra e gettò i biondi capelli al principe, che si arrampicò velocemente. Ma quando giunse in cima fu la vecchia strega e non Raperonzolo a salutarlo dalla finestra. «Se n'è andata! La ragazza se n'è andata!» gracchiò la strega. «Il tuo uccellino cantore è volato via e non lo rivedrai mai più!» E così dicendo spinse il principe giù dalla torre. Egli cadde in mezzo ai rovi, le cui spine lo accecarono, e non poté far altro che fuggire via barcollando. Il principe vagò e vagò, cieco e triste, attraverso foreste e montagne. Cercava Raperonzolo, ma cosa mai poteva fare un uomo cieco? Chiese di lei, ma nessuno aveva visto una bella giovane dagli occhi viola e dai corti capelli biondi. Poi, un giorno, capitò in una vallata. Era un luogo solitario, ma egli udì qualcuno cantare. «Questa voce la conosco!» gridò. «È il mio amore, è Raperonzolo!» Seguì il suono della voce e là, in fondo alla valle, dopo tante peripezie, la ritrovò. Il principe era magro e stracciato, ma Raperonzolo lo riconobbe immediatamente. Lo strinse fra le braccia e pianse di gioia. Le sue lacrime calde caddero sugli occhi del suo amato e in pochi secondi egli riacquistò la vista e subito portò Raperonzolo nel suo regno e la sposò. Il matrimonio fu così felice che la notizia si sparse nel mondo. E quando il padre e la madre di Raperonzolo sentirono parlare della bella principessa Raperonzolo, capirono che era la loro figliola, che stava bene ed era felice, e furono soddisfatti e orgogliosi anche loro.
il madornale errore di Virgilio. Virgilio era un vecchio arrogante e sbruffone e nessuno lo sopportava. Un giorno della passata primavera irruppe sbraitando nell'emporio del paese, vantando la propria intelligenza. Ammazzerò ogni dannato animale di quella dannata montagna, sbottò. Allora sì che mi vorrete tutti pagare da bere e mi batterete le mani sulla spalla e chiederete la mia fotografia. Ti sei per caso comprato un fucile nuovo? Chiese qualcuno. Nah, rispose. Ho preso il mio coltello, un pezzo di legno e mi sono fatto un piffero. Sì, signore. Tutti quelli che si trovavano nel locale risero al pensiero di Virgilio che suonava il piffero agli animali selvatici della montagna. Ma egli si guardò attorno con aria di sfida. Quando io suono il piffero, posso imitare il verso di qualunque animale. Il cervo, il castoro, il procione e il fanfarone, disse qualcuno. Virgilio uscì offeso dal negozio e se ne andò camminando pesantemente verso le montagne fumose con la sua provvista di cibo e il suo piffero. Beh, raccontano che dopo essersi addentrato parecchio nella foresta di aceri, tirò fuori il piffero e imitò il verso del cervo. Un piccolo cervo rosso udì il richiamo e uscì dal folto degli alberi. Con freddezza Virgilio caricò il fucile e lo puntò contro la creaturina. Bang! Sparò! E mancò il bersaglio. Ma il cervo non era l'unico animale ad avere sentito il richiamo. Una grossa lince rossa accorse a grandi balzi tra gli alberi leccandosi i baffi e pregustando un buon pasto di cervo. Quando vide Virgilio, lo fissò sogghignando. Ora però il fucile di Virgilio era scarico, ma il furbone, rapido come il lampo, prese il piffero e imitò il ruggito del leone di montagna. E quel suono spaventò talmente la lince che scappò nel folto degli alberi come se avesse avuto alle calcagna un vero leone. Ma la lince non era l'unico animale ad aver udito il ruggito del leone. Una grossa leonessa affamata accorse fra gli alberi pensando che il suo compagno avesse trovato qualcosa di buono per cena e quando vide Virgilio lo fissò sogghignando. Rapido come il lampo, Virgilio prese il piffero e imitò il verso di un grosso orso grigio. E spaventò tanto la leonessa di montagna che la fece scappare via tra gli alberi come se un vero orso grigio le stesse alle calcagna. Ma la leonessa non era l'unico animale ad avere sentito il verso dell'orso. Lo udì anche un enorme e solitario orso grigio che accorse speranzoso con il cuore pieno d'amore. Ma non trovò una compagna, trovò Virgilio. Malgrado ciò, sogghignò allegramente e se lo mangiò. Bah, era sempre stato un arrogante vecchio sbruffone, quel Virgilio. Il giullare Mingherlino. Quando salverò la regina bianca, Si disse Giullarino nessuno riderà più di me. e galoppò su un sentiero di scale e serpenti. Dovunque posasse gli occhi, musi irati sibilavano. Chi sei? Pensò Giullarino. Dove mi sono cacciato?
Più avanti il sentiero era ostruito da pile di grossissimi cubi. Magari se mi arrampico qui ci vedrò meglio. E infatti vide una lugubre casa dal tetto cadente e dai comignoli diroccati. Non mi piace questo posto, nemmeno un popò. Tuttavia Giullarino strisciò fino alla porta principale, che si aprì cigolando quando egli fece capolino nell'ingresso. Oh, che sconquasso! L'ingresso era scuro e polveroso. Questa casa sembra completamente deserta. Forse è stregata. Ogni cosa era avvolta da enormi ragnatele appiccicose. Il suo cuore batteva forte quando, mettendo piede sul primo scalino, sfoderò la spada del re. Ma la sua mano tremava. Giullarino scostò le ragnatele e fece un altro passo incerto, aggrappandosi forte alla balaustra delle scale. Sbam! Una porta si spalancò ed ecco Pauracchio in persona, il brutto ragno feroce. Giullarino rabbrividì mentre una zampa pelosa si allungò per acchiapparlo, ma si invischiò in una massa di ragnatele. Il ragno strillò di rabbia e tutta la casa tremò mentre lottava per liberarsi. Poi Pauracchio perse l'equilibrio. Giullarino ebbe appena il tempo di scansarsi, mentre l'orribile ragno, contorcendosi, rotolava per le scale come una palla, fino a schizzar fuori dalla porta della casa, dove rimase senza potersi muovere. Giullarino raccattò la spada del re che gli era caduta di mano dalla paura. Oh, povero me! Non ho ancora trovato la regina! Ma dove sarà? Guardò dappertutto, in ogni stanza. Mi arrendo! Aiuto! Poi udì qualcosa. Aiuto! Chi va là? Ma ad un tratto il pavimento cedette e lui precipitò nel buio. Giullarino atterrò con un tonfo su un freddo pavimento di pietra. E lì, proprio di fronte a lui, c'era la regina bianca, tutta legata con le appiccicose ragnatele. Chiedo scusa se sono entrato senza bussare, maestà. Ansimò e rapidamente la liberò dalle ragnatele con la sua spada. «Sono molto felice di vederti, Giullarino», disse la regina. «Sei un valoroso!» Fuori dalla casa una folla enorme si era radunata per festeggiare Giullarino. Tutti i giocattoli avevano saputo che Pauracchio era stato sconfitto. Giullarino trovò ad attenderlo il suo fedele destriero e, prendendo la regina per mano, ritornò in trionfo alla corte degli scacchi bianchi. È qui e là. È qui e là. Da dove viene non si sa. Ma che razza di roba è? Certo, nell'aria si vede che c'è una fata fatta a pera da prendersi così com'era. È una maligna, è una musona. Vola nell'aria l'astuta volpona. Vola sui meli la grassa perona. E chi le dà il diritto di volare sul frutteto come una cornacchia, coi geloni alle ginocchia?
Thank you.